Io mi chiamo Ronzo di nome e Mauro di cognome, quindi no, non lo dico per precisare perché ho visto che è stato commesso l'errore solito, insomma. Io sono marchigiano, anche se sto a Milano da una trentina d'anni e mi occupo di tempo, o meno di mnemonica, un po' più in generale di tempo nelle sue varie sfumature. Vengo da un paese delle Marche che si chiama Montefiore dell'Aso, dove c'è un museo dell'orologio della regione Marche, un museo che abbraccia diverse realtà, insomma. Oggi vi presento un'esperienza che abbiamo fatto a Matelica. Abbiamo qui con noi l'ex assessore alla cultura di Matelica, più anche Maurizio, che è il suo braccio destro, con il quale nel corso di 2 o 3 anni abbiamo fatto molti progetti che hanno a che fare con il tempo, partendo dal globo di Matelica, che è quasi un unicum, visto che ne esistono 2 sostanzialmente al mondo, e che anche questa comunità ha contribuito appunto grazie ad Aurelio a diffondere attraverso copie, attraverso situazioni che adesso vediamo. Grazie, ecco, sono arrivato. Mi sposto un po' più qua. Allora, io direi di iniziare subito con un piccolo video, molto, avvio il tempo, molto semplice, così vedete un pochino quello che è il giardino del tempo. Vediamo se ci riesco. Perfetto, io sto io. Grazie. Ecco, adesso vedremo in questo video quello che si chiama Giardino del Tempo, che è la prima iniziativa che abbiamo fatto relativamente alla tutela e alla valorizzazione del bene culturale tempo, un nuovo bene che inseriamo nel catalogo dell'Istituto Centrale del Catalogo, diciamo così. Vediamo se... Un attimo che l'audio, se riesco a farlo, alzarlo un attimo. Ok. Beh, perché non ci sono delle casse collegate. Ma l'audio comunque è un po' poco significativo, più che altro questa è Matelica, questo è il parco all'interno del quale abbiamo realizzato il Giardino del Tempo. Al centro c'è il globo di Matelica e poi ci sono altre realizzazioni. Questo è un emiciclo romano, questa è una lennatica, e poi c'è un bastone di Giacomo. Abbiamo cercato di mettere insieme un po' di strumenti scientifici che avessero a che fare con la narrazione del tempo. Lo scopo è prevalentemente didattico. E inoltre abbiamo cercato di dare visibilità al globo di Matelica, che è questo oggetto. Poi ci saranno anche dei video a disposizione per chi vuole meglio approfondire. Ovviamente si tratta di un oggetto molto particolare che è stato trovato a Matelica nel 1985. Poi da lì sono iniziate tutta una serie di studi per capire il funzionamento. E quindi è un po' questo. Forse è finito. Grazie. Adesso andrei subito alla presentazione, così sfrutto il tempo. Perfetto. Grazie. Ok, proverò a fare da solo. Ecco, questa è la giornata di oggi, come vi dicevo. Ecco, questa è Matelica, vedete un po' dall'alto, è una cittadina piuttosto interessante, una cittadina di circa 10.000 abitanti, ha diverse curiosità. Mi do una mano io. Grazie, posso correre, poi io le dico le cose. È una città d'origine romana, anche se come penso molti di voi sappiano ha origini ancora più antiche, visto che i Picenni erano diffusi in quei luoghi. È anche molto interessante perché è la prima città all'interno della quale si è diffusa la stampa con caratteri mobili nel 1473, e quindi è qualche cosa di interessante. Se conoscete il verdicchio dei colli di Matelica, colli di Iesi, colli di Matelica, questo è un premium appunto della realtà di Matelica. Poi inoltre è famosa forse perché magari alcuni di noi conoscono Enrico Mattei, no? Colui che lanciò l'ENI negli anni 60, appunto, dopo il secondo dopoguerra, e quindi molto interessante. Ecco, nel 1985 inizia a essere rilevante anche per questo globo. Vedete, questo è stato esposto recentemente nel 2023 al Museo Nazionale Romano, all'interno del quale si è fatta una grande mostra sul tempo nell'antichità, e il globo di Matelica aveva una presenza e uno spessore particolare.
Ecco, ma a Matelica c'era solo il globo di Matelica, peraltro in una contesa situazione con la sovrintendenza, per cui il globo appartiene alla sovrintendenza che lo detiene presso il Museo Nazionale delle Marche, e quindi c'è tutta una situazione molto complicata ovviamente, e quindi a Matelica c'è una copia, bisognava valorizzarlo anche localmente. E ecco, accanto a noi l'assessore della cultura del comune di Matelica, Giovanni Ciccardì, che è qui con noi, che a un certo punto mi ha chiesto: dobbiamo cercare di valorizzare questo globo di Matelica, e abbiamo iniziato una serie di progetti a tutto tondo che andavano a capire come Matelica potesse essere inserita all'interno di un percorso narrativo che ha a che fare con il tempo, e quindi abbiamo iniziato a scartabellare tutte le chance possibili. Abbiamo visto chiese, abbiamo visto pareti, un po' intonacate, un po' no, alla scoperta di orologi solari, alla scoperta di altre cose. C'è una torre molto importante con un orologio che campeggia, quindi abbiamo anche navigato all'interno degli archivi storici, e quindi abbiamo cercato di creare un progetto molto ampio. E la prima realizzazione che abbiamo fatto appunto è il Giardino del Tempo. Il Giardino del Tempo inizialmente si basa su questa necessità, quella di narrare il tempo attraverso oggetti diversi. Innanzitutto si voleva mostrare come il globo fosse inserito all'interno di un percorso che vedeva nella misura del tempo una sorta di eccezionalità anche nell'antichità, quindi leggendo il De Architettura di Vitruvio ben si capisce come il tempo nell'antichità fosse un oggetto di grande interesse attraverso vari tipi di quadranti, varie modalità di calcolo e quant'altro. Quindi abbiamo creato un percorso molto più ampio, alla quale poi abbiamo aggiunto anche un analemma. Vedete, questi sono un po' i primi rilievi per capire quale parte del giardino si potesse utilizzare. C'erano delle demolizioni da fare, vedete quella struttura che sta a destra è stata demolita, quindi un impegno particolare che un po' si riconcilia con quanto detto dal collega precedentemente, no? Però lui è ingegnere, lui è architetto e ingegnere, quindi diciamo che abbiamo approcciato il problema da due punti di vista, e quindi sono state fatte delle opere, tanto che poi l'ambiente è stato completamente preparato per ospitare il tutto. Tutte le misure che abbiamo adottato, come nelle curiose situazioni del collega precedente, si riferiscono alle unità di misura premetriche, quindi tutto quello che vedrete poi è fatto su misure premetriche della città di Matelica. Ovviamente il tema è, una volta che inizi un percorso narrativo, lo vuoi rendere il più ampio possibile per ricavare un po' anche qualche cosa che aveva proprio a che fare con il passato, quindi si è fatta questa scelta. E ovviamente appena abbiamo tirato fuori queste misure, tutti erano un po' sospetti: ma cosa significa, ma come, esisteva una cosa diversa dal metro, tutta una serie di stimoli. Vari calcoli, vedete, usiamo la canna di Matelica e così via, tutta una serie di misurazioni volte a ottenere questo obiettivo di rendere, prego. E quindi poi la realizzazione c'è stata, poi c'è tutto uno studio sul posizionamento, cosa viene prima, cosa dopo, sempre per questioni legate alla possibilità poi di narrare, prego. C'è tutto uno studio sui basamenti, peraltro uno di questi basamenti è stato realizzato qua da queste parti, grazie appunto ad Aurelio. Ecco, questa è la realizzazione, vedete, tutte queste sono misure premetriche, a parte il globo che era già stato realizzato, insomma. E poi c'è stato l'evento inaugurativo, e ovviamente la presenza delle scuole è stata molto importante, perché tutto è diventato a disposizione della comunità. Vedete che le persone giocano appunto a fare calcoli, misure. C'è stata anche qua, anche in questa realtà un po' di difficoltà, però un assessore totalmente dedicato a questa cosa, quindi insomma alla fine i problemi si sono risolti. C'è stato anche il Covid di mezzo, diverse interruzioni e quant'altro. Ovviamente si è affiancato il tutto con un progetto didattico vero e proprio, molto profondo, quindi sono stati progettati dei laboratori del tempo su diversi ordini di scuole, prego. Si è creata una tabella distinta per scuola su che cosa dovesse essere la missione didattica e pedagogica di tutta la parte che ha a che fare con il tempo, quindi si sono identificate esperienze, esperimenti, cosa fare, cosa non fare,
le azioni che ogni soggetto poteva fare, in questo caso si possono osservare, in questo si può manipolare, in questo si può solo studiare teoricamente o meno, una serie di discorsi che hanno portato poi alla creazione di veri e propri ambiti specifici per scuola. Prego. Quindi si è creato un ambito specifico per la scuola primaria, prego, per la secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, ovviamente con livelli di difficoltà sempre più importanti, con iniezioni di teoria sempre più importanti e con quindi sfide tutte diverse, fino ad arrivare appunto ai risultati veri e propri. Ecco, poi dopo aver creato i giardini del tempo abbiamo impostato gli altri progetti, perché come vi dicevo quella di Matelica è un'esperienza che coinvolge tutta la città su tutti i possibili programmi relativi al tempo. Quindi abbiamo creato la stanza del tempo, un vero e proprio museo, e per enucleare questo museo abbiamo dovuto visitare i vari depositi del comune. Come mai non c'è un orologio meccanico? Come mai? Come è possibile che non ci fossero tracce oltre al globo di Matelica? E quindi abbiamo trovato in un deposito questo cumulo di ferraglia, diciamo così, e qui la sfida è stata, veramente potente, perché appena ho visto questa ferraglia, come dire, sapete, certe volte uno realizza un po' quasi scelleratamente, come io dico, questa per me è diventata una lezione quasi, perché ho creato molta aspettativa su cosa potesse poi essere questo orologio una volta montato, no? Devo dire che gli amici di Matelica mi hanno seguito e siamo stati fortunati, perché quella che era una visione poi si è trasformata in un fatto certo, e quindi effettivamente l'orologio era completo, nonostante quel mucchio di ferri completamente indietro di una, e quindi insomma capire che da qui c'era dietro un orologio monumentale da 2,5 metri del Fontana non era banale. Sono stato, lo ammetto, scellerato, perché poi dopo siamo andati lì un giorno e l'abbiamo ricostruito, e poi ovviamente l'abbiamo restaurato attraverso un restauratore molto bravo che si chiama Sauro Cardinali, che l'ha poi pulito. Quindi abbiamo costituito un vero e proprio museo del tempo. Questo è il secondo museo del tempo che abbiamo creato nelle Marche. Io dirigo il primo, quello capofila. Abbiamo fatto questo di Matelica, abbiamo fatto anche quello di Grottamarche, una cittadina che sta sempre lì nelle Marche, molto bello, dove c'è l'orologio, il secondo più storico orologio nelle Marche, molto bello, è finito anche sul TG2 come caso particolare di percorsi della bellezza italiana, e questo è un orologio estremamente interessante, grandissimo, monumentale, lo vedete appunto, lo vedete come riempie questa stanza. All'interno della stanza poi abbiamo allestito tutti gli orologi che abbiamo trovato sparsi nei vari depositi. Quindi abbiamo creato diverse generazioni di orologi, abbiamo creato il percorso che c'è stato nei primi del Novecento, quando è stato messo su questo Fontana, che è del 1907, fino agli orologi degli anni 60, e quindi c'è una narrazione completa. Prego. Poi non ci siamo fermati agli orologi, perché come tutti noi sappiamo, quando abbiamo un orologio meccanico da qualche parte dobbiamo avere anche un orologio solare, perché non è che potevamo chiamare con il telefono qualcheduno per sapere che tempo fosse, quindi ci siamo interrogati per capire dove fossero gli orologi solari. E non è stato facile, abbiamo dovuto accedere alla fototeca di Matelica e, vedendo le foto d'epoca, siamo riusciti a capire dove stava un grande quadrante. Vedete, questa è una foto del Novecento in punto, vedete che lì c'è un quadrante, questa è la piazza principale, Enrico Mattei di Matelica, e giustamente questa è la piazza. A destra, qui, a sinistra, qui non si vede, ma c'è la grande torre dove c'era Fontana, di cui abbiamo detto, e andiamo avanti, vedete che c'è quel quadrante a destra, vedete che qui c'è il quadrante a sinistra da un'altra angolatura della piazza, avanti ancora, vedete che ancora compare, vedete che già ci sono delle scritte, siamo già intorno agli anni 30, l'orologio era diventato come
come sorte di molti orologi solari. Io ho avuto altre esperienze di quadranti che sono stati riutilizzati perché già intonacati, perché bianchi e quant'altro, per la propaganda fascista, quindi il quadrante era diventato, vedete che c'è ancora sopra l'unione, il quadrante era diventato un oggetto per la propaganda fascista. Sorte di molti orologi solari che dopo finito il fascismo sono stati rimossi. Andiamo avanti e vedete che già lì non si vede più la traccia, siamo negli anni 60 circa, cioè non c'è più il quadrante. Qua ancora si intravede nel 73, questa è una foto del 73, si intravede una velatura dell'intonaco che è stato completamente asportato. Ecco, questa che sembra una piccola porzione, in verità è 3 metri per 3. Andiamo avanti. Ovviamente abbiamo iniziato a fare tutti i rilievi, tutti gli studi del caso per arrivare a concepire, a riproporre l'orologio come fosse al tempo. Andiamo avanti. Questi sono i vari progetti che abbiamo impostato. Qui c'è una sfida importante che era quella del peso, 3 metri per 3, una struttura che non si dovesse curvare, quindi l'uso di materiali metallici poteva determinare poi delle curvature, sarebbe stato brutto esteticamente vedere una grande lastra di 3 metri per 3 incurvata. Certo, potevamo creare un telaio molto fitto e quindi serrare meglio, però c'è un problema di peso incredibile proprio all'interno della piazza. Molte sfide di tipo ingegneristico. Vedete, qui abbiamo simulato scenari per ridurre i pesi e poi non l'abbiamo ancora implementata, l'abbiamo lasciata sospesa perché poi ci sono state le elezioni di mezzo e quindi il progetto per pochi mesi si è arrestato alla fase di disegno e non è diventato esecutivo. Vedete, questo è il ripristino. Ovviamente c'è tutto un tema di sovrintendenze, c'è tutto un tema di perché operiamo su ambienti tutelati, cose di questo tipo, e quindi abbiamo fatto. Mancano 4 minuti. Perfetto, ci siamo. Ovviamente non potevamo perdere di vista gli archivi. A Matelica c'è un archivio storico molto importante perché gli strumenti in sé sì, sono significativi, ma c'è bisogno poi di iniettarci dentro la storia. E quindi, forse l'ho saltato. Ah no, ok. Quindi abbiamo fatto tutto uno studio sugli archivi che ancora non è terminato, però abbiamo creato diversi percorsi. Lo riprendiamo alla fine sui progetti ancora in corso. Con l'occasione abbiamo dato concretezza a quella che era un'idea, cioè le città del tempo delle Marche. Quindi c'è un regolamento, è stato fondato un gruppo di interesse, c'è un decalogo vero e proprio, le regole per essere città del tempo delle Marche, che prevede una coerenza nella narrazione del tempo. Quindi occorre avere almeno un orologio solare antico, occorre avere un orologio antico, occorre avere testimonianze archivistiche, occorre avere una presenza di persone che si interessano ai temi della cultura del tempo e così via. E adesso la rete è piuttosto fitta, vedete, quelli sono i comuni delle Marche che aderiscono alla rete del Città del Tempo delle Marche. Adesso non ho capito come mai quella L non compare bene, però vedete che è molto distribuita su tutta la regione. E ovviamente c'è tutto il tema dei costruttori di orologi meccanici, marchigiani, costruttori di orologi solari. Oramai abbiamo questa realtà che ci permette di abbracciare un territorio piuttosto ampio e quindi è qualcosa di molto molto apprezzato nei vari comuni. Ovviamente si tengono conferenze continue in tutti i comuni di questa rete. Vediamo gli altri progetti, cioè quello che abbiamo lasciato ancora da impostare. Ci sono a Matelica altri orologi solari, però sono all'interno di un ambiente che è stato offeso dal sisma. Sapete che Matelica, San Severino, una parte delle Marche è stata offesa dal sisma, quindi ci sono delle realtà alle quali ancora non possiamo accedere, ma che hanno degli orologi solari ancora da tutelare, molto interessanti e che dovremmo per forza andare a capire. C'è tutto il tema archivistico che è curato proprio dal dottor Carbonari, che è qua con noi, Maurizio, che si è dedicato a tutto lo studio degli archivi, ha trovato cose interessantissime, delle fonti che arrivano fino al 1250, addirittura, non so se che narrano del tempo, quindi insomma cose abbastanza significative. Speriamo di non tornare qui di nuovo con un record, cioè la fonte più antica che narra appunto di una vicenda legata al tempo, vedremo. Le ricerche sono ancora in corso, ci sono tante già situazioni interessanti, però prima di svelare vogliamo lavorarci ancora un po'.
Ci sono altri orologi meccanici nel territorio di Matelica, li abbiamo già identificati, altri Fontana, e interverremo per cercare di solleticare il tema della tutela e della valorizzazione. Ovviamente ci sono situazioni miste tra beni ecclesiastici e beni statali e quindi va un po' animata anche questa conversazione. Al momento abbiamo, non dico avuto le porte chiuse, ma abbiamo avuto accesso ai beni, li abbiamo potuti catalogare, abbiamo potuto fare dei sopralluoghi miranti, però ancora sul tema della valorizzazione ancora non ci siamo arrivati. Vediamo, mi sembra che ho finito, sì, perfettamente in tempo, giusto? 19 minuti e 21, forse ho 30 secondi per una domanda. Non abbiamo domanda. Qualcuno ha qualche domanda? Perché non fate il seminario di mnemonica voi fra un anno e mezzo? Nelle Marche? Sì. Nelle Marche, peraltro, non so se sapete che Alberto Cintio, che è il mnemonista, è marchigiano, è di Porto San Giorgio, era perché è morto. Io ho imparato da lui, No, visto che ho visto un bel gruppo di persone allineate sulla platea poco fa, avete già il gruppo pronto? Sì. Abbiamo questo museo dell'orologio che ha più di 3.000 visite all'anno, è estremamente visitato, è visitato dalle scuole, la stanza del Tempio di Matelica altrettanto, visitatissima, il museo dell'orologio di Grottammare, anche quello è estremamente interessante perché è l'unica città delle Marche che ha tutti gli orologi di tutti i costruttori delle Marche. È un fatto incredibile, cioè riesce con la cittadina a coprire 200 anni di costruttori di orologi. Evidentemente si sono sempre fidati di questa famiglia di costruttori, che sono i costruttori di Montecarotto, che sta in provincia d'Ancona, e anche Montecarotto fa parte di questa rete, anche Sant'Angelo in Vallo, che è un'altra città che ha dato i natali a Podrini, che è un costruttore di orologi del 1700, di fine 700, e che è quello che ha costruito gli orologi per la contesa del tempo tra ora italica e ora francese, introdotta da Napoleone, e lui lo fa proprio, lui realizza gli orologi per questa realtà. Peraltro nelle Marche, sempre marchigiano, e pochi forse lo sanno, ma il direttore dell'Istituto Colonnetti di Torino, Claudio Gini, è stato il gestore dell'ora esatta nazionale, quindi non so se ricordate che in televisione o anche via radio veniva diffuso il segnale orario per riconfigurare gli orologi, e tutto quell'impianto, l'impianto atomico al cesio, è stato realizzato e gestito da questo Claudio Gini, che era un professore del Politecnico di Torino e che sta a 100 metri, perché è morto qualche anno, stava a 100 metri dal Museo dell'Orologio di Montefiore. E quindi questa è un po' la storia.